Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di OP. Ben ritrovati, una nuova puntata di Cronache Trevigiane, davvero speciale perché questa settimana vi parliamo di una nuovissima struttura tutta dedicata ai cittadini. Come vedete alle mie spalle, ambulatorio di ostetrica, prelievi, siamo all'interno di una struttura sociosanitaria del nuovo distretto di Quinto di Treviso. Con noi il sindaco Mauro D'Alzilio, che oggi durante il discorso di inaugurazione non ha trattenuto chiaramente l'emozione e l'orgoglio per aver riportato potenziando i servizi una struttura al territorio. Sicuramente è un grandissimo orgoglio riaprire questa struttura e darla a disposizione dei cittadini, perché siamo riusciti in 10 mesi a fare un totale restauro della struttura e riconsegnare dei nuovi servizi ai nostri cittadini che se lo meritano tutto. Una struttura all'avanguardia in cui l'occhio vigile attento e la collaborazione anche dell'ULSS e del personale, in particolare della dottoressa che cura il distretto, sono state fondamentali. Abbiamo posato la prima pietra qui 10 mesi fa, diciamo, e lì ho conosciuto la dottoressa Visentin, che devo ringraziare perché abbiamo instaurato un rapporto eccezionale e che ha prodotto un bellissimo risultato. Ma un ringraziamento va dato anche a tutti, all'assessore Brunello Ennio, che ha seguito, direi, giornalmente i lavori. Forse per deformazione professionale lui era qui, controllava e diceva la sua. Quindi un ringraziamento a lui e un ringraziamento anche a tutte le imprese che hanno lavorato, imprese locali voglio sottolineare, e che hanno dato il massimo. Sindaco, noi adesso andremo a scoprirla quest'opera con gli altri ospiti di questa giornata, quindi rimanete con noi, vediamo insieme il primo servizio di cronache trevigiane e poi vi accompagnerò ad esplorare la struttura, saliremo al primo piano. In provincia di Treviso nei giorni scorsi si è riunito il Consorzio per lo sviluppo della bioedilizia, un tema, quello dell'abitare sostenibile, che sta raccogliendo molte adesioni e che sta andando sempre più nella direzione dello sviluppo di una vera e propria green economy territoriale, dove il nuovo stile dell'abitare va di pari passo con la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro. Ai nostri microfoni l'assessore Michele Noal. A Treviso, in maniera molto più semplice e pragmatica, vorremmo che le ristrutturazioni edilizie e le nuove costruzioni utilizzano le nuove tecniche del costruire, quindi dando la possibilità ai cittadini da un lato di star bene, ma soprattutto anche dall'altra parte di pensare all'economia che potrebbe rilanciare un comparto dell'edilizia che sta soffrendo sia per eccesso di offerta di edifici, ma soprattutto anche per la qualità degli edifici. Una provincia da tempo attenta a queste tematiche e che tra poco sarà ente certificatore a garanzia della qualità costruttiva. La nostra è una certificazione energetico-ambientale, non solo energetica. Quella energetica è obbligatoria per legge, lo Stato già la chiede nella produzione delle pratiche edilizie, i comuni già la chiedono, ma noi abbiamo fatto qualcosa di più, pensando appunto a tutta una serie di elementi, a partire dalla qualità dello star bene all'interno degli stessi, fino alla costruzione, al capire quali elementi, quali materiali vengono utilizzati, se sono o non sono ecocompatibili, cioè se hanno consumato energia per essere prodotti e se ne consumeranno quando verranno dismessi. Accanto a queste iniziative l'idea di coinvolgere anche le amministrazioni locali nell'attività del Consorzio per la bioedilizia, per far sì che i comuni siano i front office territoriali del costruire e abitare bio. A tal proposito, l'1 e il 2 ottobre prossimi Possagno ospiterà la quinta edizione della Borsa della Bioedilizia, ovvero il meeting del Metadistretto Veneto dedicato allo scambio di esperienze tra amministratori, imprese e operatori del settore italiani ed esteri. Ed eccoci, siamo al primo piano e quindi stiamo salendo alla scoperta di questa nuova struttura e con noi c'è il direttore generale dell'ULSS 9, Claudio Dario, che oggi ha espresso una grande soddisfazione per un nuovo gioiello che torna al territorio e si va ad aggiungere un nuovo tassello alla sanità trevigiana. Con questa realizzazione abbiamo due aspetti sicuramente importanti. Uno, una bella, entusiasmante collaborazione con l'amministrazione comunale di Quinto, che ha consentito in di fatto pochi mesi a raggiungere il completamento di questo manufatto e la possibilità di lavorarci dentro.
Il secondo aspetto è quello di portare i servizi sempre più vicino ai cittadini. E quando diciamo la salute costruiamola insieme, le cittadelle sanitarie vuol dire questo. Abbiamo un grande programma con le amministrazioni locali di periferizzazione dei servizi, non soltanto quelli distrettuali come questi, ma anche i centri di salute mentale, ma anche altre attività di igiene pubblica che possano consentire una maggior facilità per i cittadini di accedere ai nostri servizi. Questa mattina quando siamo arrivati c'erano persone che venivano a chiedere informazioni, vuol dire che era una struttura richiesta, e anche il personale medico è personale che in qualche modo così si avvicina ai cittadini e è a disposizione quasi 24 ore su 24. I servizi dell'USL sono a disposizione 24 ore su 24, alcuni fisicamente più vicini, altri attraverso la tecnologia internet che consentono di far arrivare per esempio i referti direttamente dove sono i cittadini, altri ovviamente più specialistici che sono concentrati in determinate aree. Il tutto coperto dal servizio di emergenza-urgenza che è pronto in qualsiasi momento, e tutti gli altri servizi anche in convenzioni come le case di riposo e i servizi sociali distribuiti nel territorio che coprono anche le altre esigenze. Direttore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, vi facciamo l'augurio di un buon lavoro perché sappiamo che lavoro ce n'è sempre molto in crescita, ma anche tante nuove idee, quindi davvero buon lavoro. Ci vediamo insieme al prossimo servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate qui, andremo a scoprire l'ultimo piano di questa nuovissima struttura con un ospite d'eccellenza. I campioni della mountain bike si sono sfidati a Maser per aggiudicarsi la terza edizione cross country del Palladio dei Colli Asolani Trofeo Gaerne, seconda prova del trofeo d'autunno. Alla fine l'ha spuntata una giovane promessa della mountain bike trevigiana, Ivan Zulian, leader del trofeo d'autunno. Un po' il caldo, un po' il percorso hanno contribuito a far sì che la gara diventasse dura. All'ultimo giro, causa anche un po' di doppiaggi, mi sono leggermente avvantaggiato. Ho dato tutto sullo strappo finale, quello più duro, e sono riuscito a prendere un po' di metri e da là sono arrivato all'arrivo. La settimana è venuta a mancare una persona per me molto cara, mia zia, e la dedico a lei con tutto il cuore. Una manifestazione importante per Maser, un territorio che conferma la sua vocazione sportiva. L'assessore comunale alle attività produttive Aldo Serena ringrazia i tanti sponsor che hanno consentito la realizzazione dell'evento. Vorrei ringraziare innanzitutto i volontari che senza di loro queste manifestazioni non si riuscirebbe a portarle avanti. Vorrei ringraziare gli sponsor come Gaerne principali, la Licugan, la Immobiliare Palladio, Veneto Banca e il comune di Maser che su questa manifestazione ha dato una grossa mano finanziaria e anche di logistica. Poi un ringraziamento particolare va alla contessa Diamante Luli Moschetti che ci ha dato la possibilità di essere in questa splendida villa palladiana. Maser offre molto agli amanti del cross country e degli sport all'aperto. Splendidi percorsi in collina tra vigneti e boschi rigogliosi, lo scenario unico al mondo della palladiana Villa Barbaro. Ai nostri microfoni il sindaco di Maser Daniele De Zen. Paese molto sportivo, anche perché è un territorio giustamente che consono appunto a questo tipo di sport e di attività, quindi è amato, molto amato questo territorio proprio dai praticanti della mountain bike e non solo, anche dai ciclisti stessi. È un territorio, si conferma appunto questa terza edizione del trofeo Palladio, una delle 10 tappe appunto di un programma di un circuito regionale e che vede appunto nuovamente il nostro territorio interessato.